Inizia la serata del Super Frustino, la seconda corsa. Inizia questa prima batteria con in pista 10 cavalli di 3 anni. Ovviamente prova ad invito per i 10 driver partecipanti. 1 Circe del Ronco, 2 Country Matley, 3 Cooper GV, 4 Crinto Light, 5 Cerbero LZ, 6 Commander Crown, seconda fila. 7 Cosima Ferma, 8 Ciclone Mail, 9 Century Breed, 10 Century AS. Vedremo a chi regalerà i primi 10 punti questa prima prova. Si ritrae, parte molto piano Commander Crow. Galoppa Country Matley, è veloce Cerbero LZ che cerca di scavalcare Cooper GV. Lungo la corda c'è Crinto Light a precedere Century Breed che è partita molto bene alla seconda fila ed è già in quarta posizione. Parcheggia Maurizio Cheli alle spalle di Gaetano Di Nardo che con Cooper GV ha mantenuto la testa delle operazioni. Dopo 200 passati in 14,6, sposta al largo Century Breed che punta in avanti, anticipando le mosse di Century AS, sembra poter andare a sfilare. Dopo 400 metri passati in 30, passa a condurre VP dell'Annunziata con Century Breed. Century Breed in vantaggio nei confronti di Cooper GV, quindi ancora Cerbero LZ al largo, Century AS a precedere Crinto Light lungo i birilli, mentre cerca di muoversi dalle retrovie in una risalita per andare a fare la seconda pariglia Commander Crow. Davanti alle tribune sposta al largo e va a fare la seconda pariglia Cerbero LZ in anticipo su Commander Crow. Intanto Century Breed ha fatto 59,5 per i primi 800, è in difficoltà lungo la corda invece Cooper GV che porta indietro Crinto Light e Circe del Ronco che lo seguono. Il chilometro passato in 1,14,9, in vantaggio Century Breed nei confronti di Century S che fila la leader. Poi in terza posizione sempre Cerbero LZ a precedere Commander Crow che prova a spostare per venire a fare l'arrivo. Ancora Crinto Light e quindi Cosima Ferma, la dritta opposta di tribune passata in 14,6, 1,29,5, 3/4 di miglio e Century Breed accelera per scappare da Century AS, si cerca di ingambare in mezzo alla pista Commander Crow, l'ultima curva passata in 15, accelera Century Breed, Century S si stacca di dentro Cerbero LZ al largo Commander Crow, ma Century Breed ha chiuso la partita, galoppa Century AS al secondo posto, c'è Commander Crow che porta a casa un bel piazzamento nei confronti di Cerbero LZ, quindi ancora Cosima Ferma e Crinto Light 1,59,4, 1,14,6, ragguaglio cronometrico, il successo di Century Breed, VP dell'Annunziata, Francesco Cimino, l'azienda agricola Purlari, che è proprietaria della figlia di Muscle Massive e Fiamma d'Asolo, 10 punti per VP dell'Annunziata, sono 5 invece quelli per Manuel Pistone che è secondo a sorpresa con Commander Crow, terzo Maurizio Cheli con Cerbero LZ, quarto il 7 Francesco Pettinari con Cosima Ferma, quinto il 4 di Massimiliano Castaldo con Crinto Light.